Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Trieste in diretta, cari telespettatori. Insomma, non come di consueto, ma abbiamo voluto iniziare con questo video che racconta uno degli spettacoli di cui parleremo in questo pomeriggio. Subito presentiamo gli ospiti. Lorena Matic torna negli studi di Tele4, direttore artistico di queste due rappresentazioni. Saluto, ben trovata. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. E poi in studio abbiamo anche la studentessa Ilaria Vecchiet, giusto? Ben trovata, come va? Tutto bene? Benissimo. Molto bene. E poi in collegamento anche la professoressa insegnante di quinta elementare Giuliana Fedele, che ringrazio, che saluto, per essere con noi per parlare appunto del progetto La città ideale. Ben trovata. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, prendiamoci l'inizio di questa trasmissione per fare un cappello un po' sul video che abbiamo appena visto, inerente alla mostra Partenze e Arrivi. Lorena, che proprio tu ce la puoi spiegare molto bene. Chi meglio di me? Chi meglio di te, giustamente. Di che cosa si tratta? Allora, Partenze e Arrivi è un progetto che ha voluto indagare il campo della scrittura, o meglio, della corrispondenza via lettera. L'altro anno abbiamo parlato di cartoline, quest'anno siamo ritornati al Museo Postale Telegrafico e abbiamo voluto far scrivere alle nuove generazioni una lettera, quindi comunicare attraverso carta e penna, uno strumento ormai antico per loro, appunto da un'indagine che abbiamo scoperto. Quindi abbiamo fatto scrivere a ragazzi di 4 scuole diverse, di 4 stati diversi, una scuola di Trieste, il liceo Schlomsek, una scuola di Capodistria, il ginnasio Cali, una scuola della Svizzera, il liceo Freudeburg, e una scuola di Rovigno, la scuola media italiana appunto di Rovigno. Ognuno ha immaginato di mandare una lettera a un suo coetaneo che non conosce, per raccontare di sé, di raccontare del luogo che vive e della sua epoca. Queste lettere poi le abbiamo passate all'Accademia di Disegno e Fumetto di Trieste e sono state interpretate dai tanti disegnatori della scuola, delle diverse fasce d'età e dei diversi corsi, che hanno un po' interpretato visivamente i contenuti delle lettere. Queste poi le abbiamo affiancate alle lettere invece che provengono dagli archivi storici, dall'archivio diplomatico del Comune di Trieste e dall'archivio degli scrittori della cultura regionale. Quindi insomma tutti quanti anche a visitare, no? Possibilmente questa mostra e ovviamente poi ci sono anche dei riferimenti che possiamo trovare magari per informarci, per chi volesse, per chi fosse interessato. Certamente, allora tutto si trova su www.associoperaviva.it, una mostra organizzata in collaborazione con il Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane, quindi è visitabile proprio al Palazzo delle Poste, al museo al piano terra, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, però anche su appuntamento se qualcuno preferisce venire al pomeriggio. Questo fino al 19 di maggio. Questo è il primo appuntamento che apre il progetto, ne seguirà un altro, dovremo realizzare un cortometraggio e poi la pubblicazione di un catalogo, progetto che ovviamente si realizza con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Unione Italiana e altre diverse importanti collaborazioni come il Comune di Trieste, eccetera, eccetera. Ecco. Le dico una per indicarle tutte. E Lorena, collabori, ci possiamo dare del tu, certo. Ormai sei di casa, collabori appunto come direttore artistico anche di questo progetto. Intanto non so se possiamo rivedere ancora qualche spezzone del video che avevamo, anche quello di prima, o se ce n'è un altro sempre inerente a questo progetto. Com'è stato il tuo impegno per insomma contribuire alla realizzazione? È stato molto bello perché intanto incontrare tanti giovani, ma soprattutto leggere di che cosa scrivono
E in mostra poi abbiamo aggiunto anche delle pillole video inerenti agli oggetti che possiamo trovare in mostra e quindi abbiamo preparato delle schede insieme alla curatrice del museo Chiara Simon che abbiamo passato alle studentesse appunto del liceo Schlomsek ed hanno fatto un po' da ciceroni all'interno del museo. Queste sono le immagini proprio dell'inaugurazione, della giornata inaugurale. E poi si sono ritrovate appunto in video perché ci sono 2 monitor e quindi abbiamo realizzato un video con l'interpretazione degli oggetti degli studenti e poi abbiamo anche recuperato un video storico di Alessio Zerial che gentilmente ci ha fornito che racconta i 100 anni della posta di Servola, un filmato in Super 8 degli anni 70. Beh, insomma, invitiamo tutti ovviamente a interessarsi anche di questa mostra che si può visitare. Allora, adesso invece parliamo di un progetto che riguarda tutte le ospiti qui di Tele4 presenti, che ringrazio nuovamente per essere qui con noi. La città ideale, un progetto culturale che prende spunto dal breve film di Pierpaolo Pasolini, Che cosa sono le nuvole, piccolo capolavoro sul tema dell'esistenza affrontato in modo visionario, in cui il vero e il falso si contrappongono. Allora, spieghiamo anche attraverso i ruoli, i vostri 3 ruoli ovviamente, su questa rassegna che comprende più appuntamenti che ci sono già stati, un altro che ci deve ancora essere il 12 maggio, dove sei coinvolta tu tra l'altro, quindi insomma poi mi racconterai magari anche la tua esperienza, come hai fatto, e ovviamente il ruolo della professoressa che è collegata con noi. Partirei anche da lei magari a questo punto, così ci alterniamo un po'. Allora, innanzitutto la sua collaborazione in questo progetto, Giuliana Fedele, come è stata lavorare anche con i bambini, ovviamente studenti, cosa che ovviamente fa anche di mestiere, quindi insomma è chiaramente il suo pane. Allora, com'è stata questa collaborazione e che cosa ne ha tratto anche a livello personale? Beh, quando Lorena ci lancia le sue sfide, perché non è nuova a queste iniziative in collegamento con i miei ragazzini, con guai se li chiamo bimbi, lei ci dà l'opportunità di uscire dalle mura della scuola, di ampliare, di conoscere persone nuove, di motivare i miei bambini a scrivere per un qualche cosa. In questo caso abbiamo scritto per varie cose, sia per uno spettacolo di marionette, per dar voce alle marionette, sia poi per immaginare una scuola ideale. Ed è una motivazione grande per i bambini, cioè capiscono che tutto il lavorio che c'è dietro alla composizione di un testo, se è poi motivata e se loro lo percepiscono come un qualcosa di entusiasmante, tutto diventa più vivo. La scrittura acquisisce la motivazione per essere scritta e in più lavorare anche con le immagini che Lorena ci aveva fornito ci ha dato proprio uno stimolo grande a lavorare su più piani a questo progetto. Quindi i bambini hanno messo in gioco competenze che riguardano percorsi anche passati che loro hanno fatto sulle emozioni, competenze legate alla storia, alla conoscenza del museo, ad esempio bellissimo del Teatro Signorelli a Cividale, oppure conoscenza anche di personaggi come Pierrot che loro non conoscevano e quindi siamo andati ad indagare, quindi di indagare a livello storico, non solo a livello di competenze di scrittura, e poi mettere in scena una storia non è facile. Le immagini ci hanno aiutato, la sequenza dei personaggi che Lorena ci ha dato anche ci ha aiutato, e i bambini poi hanno lavorato in modo entusiasta, si sono suddivisi il lavoro, si sono dati dei ruoli, si sono immedesimati nei personaggi che dovevano interpretare, li hanno messi in scena, e quindi vi lascio immaginare quante competenze diverse e quanto vivaci sono state le nostre lezioni ruotate intorno a questo tema, che ci ha dato modo veramente di lavorare in modo multidisciplinare. È molto interessante, io mi sono tanto divertita e i miei alunni anche, e l'importante è questo anche a scuola, imparare divertendosi, incrociando i saperi, non mettendo paletti alle discipline, ma una entra dentro l'altra in modo naturale. Ecco, e poi questa è quando... una grande opportunità,
E poi quando si emozionano anche i bambini, i ragazzini, non chiamiamoli bambini, è vero, attenzione, quando si emozionano anche i più giovani e riescono a trasmettere loro stessi delle emozioni, è davvero molto importante e quindi anche a maggior ragione il coinvolgimento del progetto. Torno da te, Lorena, così mi aiuterai anche a introdurre Ilaria a questo punto. Allora, diamo due informazioni anche degli spettacoli ad aprire del calendario, in realtà degli eventi in programma fino a giugno, la mostra dal titolo Oltre le nuvole, organizzata quindi il 30 marzo, poi c'è stato un altro appuntamento giovedì 27 aprile e poi un terzo appuntamento giovedì 4 maggio, ma noi parleremo il programma anche di uno spettacolo del 12 maggio a Muggia e la presentazione del catalogo a Trieste e a Capodistria a giugno. Allora Lorena, riesci magari ad aiutarmi a sintetizzare esatto, sì, queste rappresentazioni, spettacoli, appuntamenti, e poi andiamo da Ilaria perché è tra le protagoniste del prossimo appuntamento. Esatto, allora la città ideale, appunto, come dicevi tu, prevede un progetto ovviamente organizzato dall'Associazione Culturale Opera Viva, che si realizza grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia e al sostegno della Fondazione CR Trieste, della ZKB e dell'INAF Osservatorio Astronomico. Anche qui abbiamo importanti collaborazioni dei diversi comuni di Cividale, di Monfalcone, di Trieste e di Muggia, che non dimentico, l'Unione Italiana, la CAN, insomma tante collaborazioni importanti che fanno sì che il progetto riesca al meglio. Dopo la mostra, appunto indagando con l'Osservatorio Astronomico, quindi oltre le nuvole, abbiamo parlato di che cosa c'è oltre le nuvole che potremmo vedere ma non vediamo e soltanto immaginiamo. Poi abbiamo parlato invece delle diverse forme della città in una conferenza con Luca Caburlotto, direttore della Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, e proprio ieri, 4 maggio, abbiamo proiettato questo filmato che parla proprio delle diverse, di quale sia la città ideale, sia sul territorio ma coinvolgendo anche i giovani che attraverso l'intelligenza artificiale abbiamo messo visivamente sul piatto come devono essere le città ideali dei giovani e del futuro. Appuntamento per il quale tutte e tre siamo qui è quello del 12 maggio al Teatro Verdi di Muggia alle 18, ingresso libero, tutti invitati, ed è uno spettacolo che intreccia diversi linguaggi. Siamo partiti appunto dal teatro di figure, quindi dalle marionette, abbiamo consegnato queste immagini di questi personaggi che appunto Giuliana ha mostrato ai suoi bambini e loro hanno scritto i dialoghi. Dai dialoghi ovviamente hanno dato ognuno voce a questo personaggio e grazie ai marionettisti Barbara Della Polla, Ennio Guerrato e Roberta Colacino sono stati animati proprio secondo la sceneggiatura che loro hanno scritto. Abbiamo raccolto poi, per accompagnare le emozioni dei bambini con le emozioni dei più giovani, quindi abbiamo coinvolto Ilaria Vecchiet e Andrew Airullai, ai quali abbiamo fatto delle domande che si integrano bene con le storie scritte dai più piccoli. Tutto quanto è stato raccolto, rielaborato per la scrittura drammaturgica di una performance sul palcoscenico con Gualtiero Giorgini, che farà proprio da trade union tra le marionette, tra le interviste e tra quello che succederà sul palco. Beh, insomma, un lavoro anche impegnativo di organizzazione. E da qui passiamo a Ilaria. Allora, innanzitutto la tua esperienza in questo progetto, come sei stata coinvolta e come hai anche tu come dire, affrontato un progetto che ti hanno intervistata praticamente, sì, giusto? Ti hanno proprio intervistata e quindi cosa hai raccontato? Cosa ho raccontato sarebbe un po' lungo, però allora mi hanno praticamente intervistata con non domande molto semplici, ecco, neanche molto comuni, delle domande con argomenti più profondi, più particolari, insomma, quali le emozioni o magari qualche esperienza più personale, appunto. Diciamo qualche cosa ho detto, abbiamo parlato di emozioni come amore e odio, la differenza tra queste due emozioni. Parlando sempre di emozioni, abbiamo provato a immaginare che genere di città sarebbe più adeguata alle persone, sia di varietà, insomma, sia appunto personalmente che generalmente.
E poi insomma abbiamo parlato veramente di così tante cose che... Ma il bello è che lei ancora non sa come noi abbiamo Sì, tra l'altro io estrapolato. non ho idea di cosa abbiano messo dentro il C'è video, il quindi... montaggio, insomma, quindi vedrai anche tu per la prima volta. Sì, tutto ovviamente. nuovo, una sorpresa anche per me. Cosa ti ha portato questo progetto? Ti sei emozionata raccontando alcune cose oppure con vostre parole vi chiedevano proprio di raccontare le emozioni quindi e anche la vostra città ideale? Esatto. Quindi, qual è la tua città ideale? Domandona. La mia città ideale assomiglia di più a un paese un po' più ingrandito, quindi diciamo un po' alla vecchia maniera, ecco, quindi neanche più tranquillo, però diciamo più che altro le persone, secondo me un posto non è solo il posto di per sé ma più che altro le persone che lo abitano, quindi generalmente un ambiente più sereno, anche più facile da vivere, non stressante. Che penso che sia una cosa, anche ascoltando ieri che c'è stata la proiezione della prima parte del progetto e abbiamo notato che praticamente tutti hanno detto certe cose che erano in comune e quali appunto, quindi più serenità, gente che si vuole più bene ma non solo come in termini romantici, proprio di aiutarsi. Più solidarietà. Più solidarietà, esatto. Beh, di questi tempi ce ne vorrebbe, in un mondo iperindividualistico come quello che viviamo oggi, la solidarietà e la sinergia tra le persone è fondamentale, cosa che in questo progetto si è visto. Torno a Giuliana Fedele, che avete lavorato insomma un progetto anche bello ampio, con più appuntamenti, si è emozionata anche lei? Mi sono emozionata quando in modo spontaneo i ragazzini si sono suddivisi i vari personaggi e quando li hanno messi in scena mi sono resa conto che hanno rappresentato molto di loro stessi e quindi alla fine i ragazzini che più o meno per caso poi si sono trovati a recitare veramente nel teatro erano veramente loro, erano i personaggi e quindi hanno fatto un lavoro in realtà introspettivo enorme, hanno fatto un percorso che li ha portati lì e questo mi ha emozionato. Li ho visti cresciuti, io li ho incontrati in prima elementare, adesso sono in quinta e ho visto che il loro percorso è un po' quello che loro hanno raccontato lì e quindi hanno saputo trarre il meglio di questo percorso che tutti insieme abbiamo fatto. Mi ha emozionato il fatto che hanno riconosciuto e quando sono ritornati alcuni di loro dall'esperienza diretta in teatro hanno voluto dire agli altri guardate che quello che noi abbiamo fatto lì è anche merito vostro perché anche voi avete scritto e grazie a voi noi siamo lì e quindi questo spirito di coesione che si è creato e di accoglienza degli altri mi è piaciuto tantissimo e quindi penso che il percorso di questi 5 anni abbia dato i suoi frutti e questo mi emoziona. Sì, questo è anche molto, molto importante come le attività extrascolastiche che forse quando andavamo a scuola noi era diverso, no? Ce n'era di meno, si andava a scuola e basta, magari invece l'importanza anche di impegnare i più giovani anche su progetti come questi. Lorena, prima intanto Giuliana Fedele ha detto io ho accettato questa sfida perché tu proponi sfide. Io propongo sempre cose difficili che però grazie a Dio riescono tra l'altro, quindi insomma complimenti anche ovviamente per questo progetto. Coinvolgere i giovani da quelli più piccoli, insomma dai ragazzini delle elementari fino a intervistare fino agli ultra ottantenni perché mescoliamo anche le generazioni più adulte. È bene dirlo perché così è anche giusto in termini di inclusività ovviamente che siano tutti assieme e poi anche coinvolgere i giovani adulti che vengono stimolati, intervistati su tematiche non banali, molto importanti e secondo me, come abbiamo detto prima, visti anche i tempi che corriamo, è importante che una persona di una certa età ci dica cosa vuole per il proprio futuro e soprattutto la mia città ideale, partendo ovviamente da questo bellissimo spunto di Pasolini. Quindi che giudizio vuoi trarre? Che bilancio, anche se manca ancora, ci sono altri appuntamenti, che bilancio vuoi trarre da questo progetto? Per me è sicuramente un arricchimento, cioè parto con queste sfide, come dice Giuliana, perché lei con i suoi alunni
e ne abbiamo fatte tante dalla prima alla quinta classe, quindi ne abbiamo incontrati tantissimi di bambini. Ogni anno propongo un tema anche per altri progetti e loro veramente lo affrontano in modo incredibile, che poi per me diventa una ricchezza, non solo per tutta la comunità che assiste a quello che poi facciamo vedere di quello che è stato il lavoro dietro le quinte, ma diventa proprio uno stimolo per nuovi progetti, ti aprono nuove porticine e ti fanno pensare. Passare poi dalle scuole elementari alle superiori, quindi agli adolescenti, è un altro stimolo ulteriore, quindi un altro modo di porsi per raccogliere dei risultati, e poi anche uscire, quindi passare agli universitari e quelli un po' più grandi, quelli che quasi quasi sono già inseriti nel sociale. Sono diverse fasi di vita che ti permettono di conoscere le diverse sfaccettature della società. Questo diventa per me utile dal punto di vista personale, e poi ovviamente lo metto in pratica nel lavoro per individuare prossime tematiche che possano interessare, possano non solo essere belle fino a se stesse, ma possano fare anche un po' ragionare. Come dicevi tu, coinvolgiamo tutte le generazioni, perché nella proiezione del filmato permette una parola che abbiamo fatto proprio sul territorio e siamo entrati nelle scuole. Abbiamo voluto anche raccontare, come diceva Giuliana, qual è la scuola ideale, perché i bambini della scuola di Premariaco hanno anche scritto una sorta di libretto proprio su come dovrebbe essere la scuola, quindi come loro se l'aspettano. E nel complessivo la domanda appunto com'è la città ideale, che è stato il focus proprio del filmato di ieri, ci aspettavamo molto più cose fantascientifiche, cose inarrivabili. Invece ho osservato che i giovani sono molto concreti, quindi hanno una visione precisa e concreta, e allo stesso modo devo dire anche dei bambini che magari uno dice si immaginano i bidelli vestiti da marziano o cose stranissime, sono molto pratici, cioè devo dire maturi, molto più maturi. Ilaria, oltre ovviamente alle persone presenti e in collegamento, conoscevi altre persone? Hai conosciuto nuove persone in questo progetto? Alcuni tuoi amici, anche loro hanno partecipato? Come sei stata contattata? Forse mi ero perso quella risposta. Allora, come sono stata contattata? Una lunga conoscenza. Sì, insomma, lavoro già da tanto tempo, collaboro già da tanto tempo con Lorena, e quindi ha raccolto tante sfide. Mi ha raccolta. Conoscevo il cameraman, Ari, e poi Andrew, che è l'altro ragazzo che è stato intervistato assieme a me, che ci sarà nel video. E altre persone in realtà questa volta non ne ho conosciute, perché quel giorno insomma era una giornata particolare che loro dovevano correre di qua e di là per andare a intervistare altre gente, quindi quel giorno c'eravamo solo io e Andrew. Immagino la situazione. E sei una studentessa universitaria attualmente? Sì. Ok, cosa studi? Arti visive. Arti visive? Sì, a Capodistria. A Capodistria, insomma, quindi ti devi anche spostare, o comunque vai là ovviamente, sì, spesso e volentieri stai lì, insomma. No, per un periodo ho avuto là una stanza, un appartamento, poi però ho deciso di andare avanti e indietro. In realtà adesso non sono molto convinta in realtà della scelta, quindi mi sto dedicando a tante altre cose. Vabbè, sei una persona molto impegnata, insomma. Sì, questo sì. Poi se lavori con Lorena che lavora, insomma. Infatti lei è quella certezza che avrà sempre qualcosa da fare. Esatto, avete tante cose in scadenziario, tanti progetti. Ecco, che altro possiamo dire se non è una esperienza che vorrete ripetere? Ci sarà un'altra rassegna? Ma noi abbiamo già in programma 2 progetti che realizzeremo proprio con l'avvio dell'anno scolastico. Uno appunto è la 19ª edizione di Questa volta metti in scena, che è proprio una rassegna che comprende diverse mostre, dei laboratori, ci sono tante attività proprio per i diversi gradi di studenti, ma coinvolgono soprattutto gli artisti che vengono messi a stretto contatto con i giovani, cioè con le giovani promesse. E poi abbiamo una seconda edizione delle Mani d'Oro, che è un altro progetto che vuole mettere in relazione l'aspetto culturale con l'aspetto imprenditoriale, e anche questi verranno avviati col prossimo anno scolastico.
Beh, insomma, tematiche anche insomma, da sviluppare assieme, non in maniera facile. È anche difficile secondo me trovare degli spunti nuovi ogni volta, perché è vero che avete una rete incredibile, avete una rete tra associazioni veramente molto ampia, insomma. No, le idee sono più delle ore del giorno, cioè delle idee sono veramente tante. Ci sono tante difficoltà ovviamente per realizzarle, perché organizzarle, la parte più importante è quella di trovare poi i finanziamenti per riuscire a realizzare i progetti, e poi da lì individuare tutte le professionalità, che ormai abbiamo un gruppo di lavoro consolidato, ma di volta in volta poi le sfide a seconda delle tematiche si indirizzano verso più campi, verso più settori, quindi cambiamo ogni volta proprio per complicarci la vita. Che poi mi viene in mente una curiosità, per quanto riguarda il progetto della città ideale, quante persone più o meno sono state impegnate tra le varie Devo contare, allora, abbiamo fatto una mostra al Museo Sartorio, abbiamo coinvolto l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico, e in quella data lì abbiamo avuto proprio delle scuole che sono venute alla mostra e alla conferenza. Poi ovviamente, essendo una mostra aperta al pubblico che è durata più di un mese, ci saranno stati diversi visitatori, quindi già il fatto di organizzare proprio l'incontro inaugurale dedicato alle scuole, quindi portare uno scienziato che ti parla di un determinato aspetto scientifico, rappresenta il voler coinvolgere determinati giovani. Poi organizziamo delle visite guidate ad hoc, per cui se qualche altra scuola vuole venire in un tempo successivo può visitare la mostra accompagnato. Abbiamo realizzato anche dei QR code, quindi ti permetteva di proprio avere piena fruizione dell'immagine che tu vedevi. E poi abbiamo avuto le conferenze dedicate a tutti, perché quest'anno abbiamo pensato di organizzarne anche al pomeriggio, e quindi abbiamo avuto un pubblico giovane ma anche meno giovane. Alla proiezione, che adesso l'abbiamo presentata ieri in quel di Gorizia al Kulturnidom, anche perché poi spaziamo, non ci fermiamo solo a Trieste. Il video sarà presentato anche in Slovenia, e quindi anche lì raccoglieremo un'altra fascia di giovani, perché è un progetto transfrontaliero, quindi interessa realtà del territorio ma anche realtà oltre confine, quindi dedichiamo un appuntamento anche a loro proprio a Capodistria. E per lo spettacolo abbiamo coinvolto ovviamente i fantastici ghiribizzi, perché i bambini della quinta A si chiamano ghiribizzi, e poi abbiamo coinvolto i marionettisti, un museo delle marionette storiche. Abbiamo avuto il privilegio di poter far lavorare per le mani degli attori marionettisti delle marionette. E voglio dire che lo spettacolo che ci sarà il 12 nasce proprio, noi siamo partiti per scrivere tutta la storia, siamo partiti dalla storia che hanno scritto loro, quindi veramente sono stati loro il fulcro da cui poi si è creato quello che vedremo il 12. E poi abbiamo coinvolto 2 giovani che ci hanno raccontato le loro emozioni, ma anche diverse persone di diverse fasce d'età sul territorio, quindi abbiamo coinvolto il Rione di San Giacomo, il Villaggio del Pescatore, quindi abbiamo coinvolto tante realtà all'interno del progetto che ci hanno parlato della loro città ideale, delle loro emozioni. Molto bello. Allora io chiedo un'ultima cosa a Giuliana Fedele. A questo punto, prima si parlava dell'importanza di queste attività appunto extrascolastiche, e al di là che è andato molto bene l'esperimento, il progetto, i bambini si sono molto divertiti, hanno lavorato molto bene, ma è difficile convincerli. Come si lavora con i ragazzini a quest'età, discernendo quindi tra scuola ed extrascuola? C'è un'opera di convincimento? Sono stati entusiasti fin dall'inizio? Com'è andata? No, non facciamo questa separazione tra scuola ed extrascuola. Proprio è un problema che non ci siamo mai posti. C'è un lavoro, c'è una sfida da affrontare, decidiamo se accettarla o meno insieme. Di solito quando viene proposta una sfida io proprio condivido con loro, in questo caso la mail che mi aveva mandato Lorena, la leggiamo insieme e decidiamo se ci piace, se siamo in grado di affrontarla. Figuriamoci, i bambini sono sempre entusiasti, no? Quando viene dato loro un compito dal mondo degli adulti, poi è un compito poi così importante, quindi si sentono investiti in prima persona di un compito da svolgere, e
ed è lì che si scatena veramente la voglia di fare. Scrivono senza neanche accorgersi, utilizzano le tecnologie non per usare le tecnologie ma per facilitarsi il lavoro, quindi le piegano veramente agli usi per cui che a loro servono. In questo caso, ad esempio, nel caso della scrittura della scenografia dei burattini, si sono divertiti a scrivere sugli iPad con la penna digitale proprio per condividere fra di loro le scene, condividerle poi con Lorena e con i marionettisti. E quindi tutto avviene in modo molto naturale e alla fine, quando il prodotto ci si rende conto che viene apprezzato, perché il momento poi di verifica per loro è stato quando abbiamo mandato questi testi a Lorena e a quello che doveva essere il narratore, ai marionettisti, abbiamo aspettato con ansia la loro critica, il momento di verifica, quindi tutto compito veramente di realtà. E sono stati felicissimi quando tutto è stato accettato, tutto andava bene e si sono resi conto di aver centrato, ecco, il lavoro. Poteva anche non essere così. E invece è andata molto bene. Io vi ringrazio, ma prima di chiudere vogliamo ricordare l'ultimo appuntamento? Assolutamente. Allora, il 12 di maggio, ore 18, Teatro Verdi di Muggia, ingresso libero, non mancate. E poi l'8 giugno vi aspettiamo alla Casa della Musica, sempre alle 18, dove presenteremo il catalogo che contiene tutto questo intero progetto. Allora ringrazio tutti gli ospiti, grazie all'insegnante Giuliana Fedeli in collegamento su Skype. Buona serata e buon lavoro, dottoressa Fedele. Grazie ovviamente a Lorena Matic, direttore artistico di queste opere, e ovviamente un buon lavoro anche per i progetti futuri, e anche buon lavoro a Ilaria Vecchietta, che continuerà a collaborare con Lorena. Complimenti anche per questo progetto che ti vede coinvolta. Grazie a voi telespettatori per averci seguito anche in questa parte di Trieste in diretta. Da parte mia una buona serata.